Vicepresidente Bolzonello, oggi sono stati illustrati i dati degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia da gennaio a settembre, sono dati record. Sono dati record, ce li aspettavamo ma non così buoni. Abbiamo ovviato ai 20 giorni, questi sì tragici, di giugno e devo dire che luglio, agosto e settembre sono stati veramente 3 grandi mesi per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Lo sono stati un po' dappertutto, quindi non c'è stata una località più significativa rispetto alle altre, spalmato quindi su tutto il territorio regionale, sia sul mare che in montagna, che nelle città d'arte, nelle città di business, e quindi abbiamo avuto veramente una grande annata fino al 30 di settembre. Ottobre abbiamo già dati super positivi che aumenteranno ancora quindi la già grande performance, e adesso poi aspettiamo ovviamente novembre e dicembre, ma prenotazioni ce ne sono già, gli albergatori della montagna sono molto fiduciosi. I risultati sono molto significativi anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri, in particolare per quanto riguarda l'area, diciamo così, mitteleuropea. Se qualcuno ha avuto la bontà di seguirmi in questi 3 anni, io dissi appena arrivato che mi sarei concentrato moltissimo nei nostri ospiti storici, nei confronti dei nostri ospiti storici, quindi austriaci e tedeschi. Oggi abbiamo un risultato importantissimo con arrivi sopra il 15% proprio per quanto riguarda l'Austria, quanto riguarda la Germania, in particolare la Baviera. È un mercato che ancora però ha grandissimi margini di aumento visto lo scenario internazionale che ovviamente ci aiuta, e quindi su questo continueremo a pressare forte, a fare investimenti di promozione e quant'altro assieme a tutti gli operatori, perché se tutti questi dati sono così positivi è sicuramente perché la Regione si è messa a fare realmente turismo industriale, non solo manifestazioni, ma perché gli operatori ci stanno credendo. Io do un grande grazie a tutti gli operatori, siano loro raggruppati in consorzi, in reti di imprese, singoli, ci stanno credendo, stanno professionalizzando, ci stanno formando il proprio personale, e quindi c'è un cambio di passo del turismo del Friuli Venezia Giulia.